Se il Sile potesse raccontare la sua storia, sicuramente potrebbe parlare delle ruote dei mulini, delle macine, dei magli. Racconterebbe dei palazzi veneziani lungo il suo corso, i ponti e le passerelle che si specchiano nell'acqua, il mondo dei barcaioli e quello del popolo di Quinto che lo rivive ogni giorno nei borghi che a lui si affacciano. Buongiorno Sindaco. Buongiorno Ida, ben arrivata a Quinto. Grazie. Ma allora Sindaco, in questa domenica di sole, come si vive Quinto e come si vive il Parco del Sile? Allora si vive con le bellissime ville, con il borgo, con i mercatini di Natale che oggi sono qui con noi e con tanta natura. Qui siamo, come hai detto bene tu, dentro al Parco del Sile, quindi con molta natura, flora e fauna particolarissimi e quindi oggi è una giornata meravigliosa di sole. Voglio farti vivere un'emozione ancora più grande con una cosa particolarissima. E difatti per questa nuova puntata di Itinerari turistici, Sindaco, oggi partiremo così. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. Ed eccoci in viaggio sul Sile con Giorgio e la sua pantana. Ma che cos'è una pantana, Giorgio? Pantana è una barca a fondo piatto, capito? Sotto il fondo piatto, che serviva per i nostri paludi, la raccolta prima della scopa e dopo si sfalciava e portava a casa strame per fare il letto alle mucche. Questo era il sistema che si aveva noi della povertà, perché nient'altro c'era. Ecco, un po' la campagna e un po' la palude. I miei genitori, ancora il mio bisnonno del 1830 che ha sempre lavorato nelle paludi e le terre degli altri, perché chi aveva le terre? Le aveva i signori, hai capito? Comunque così. È una cosa che è tramandato la mia famiglia da mio bisnonno al nonno a mio papà, che loro sono stati i fattori dei ciardi, famosi ciardi pittori, che sai, loro hanno dato un qualcosa di vita nel nostro paese. Noi stiamo navigando sul Sile. Giorgio, l'importanza del canneto del Sile, di questa flora e fauna. Allora, questo mi è stato detto dal biologo del Parco del Sile, che noi siamo dei signori a aver questo canneto in centro paese, perché raccoglie il smog che si forma nell'aria. Ecco, è molto utile perché la scopa fa da calamita, tira lo smog. Siamo quasi in arrivo, Giorgio, noi stiamo costeggiando via Ciardi attraverso il Sile. Cosa c'era qua una volta che vedo tutte queste piccole casette? Tutte gente di buona volontà che facevano gli artigiani, tutto qua, si doveva arrangiarsi insomma per vivere. E quindi lavoravano qua in queste casette fino ad arrivare al centro paese, dove arriveremo anche noi e ci aspetta Cristina Veneziano. Cristina, buongiorno, qui ci troviamo sopra una delle passerelle che passano attraverso la palude di Quinto di Treviso. Ciao Ida, ben arrivata. È vero, siamo immersi nel verde, siamo proprio al centro di una palude tra i canneti e i boschi di Ontano. Girando lo sguardo possiamo vedere le folaghe, i tuffetti, il germano reale, qualche airone cenerino. C'è una pace e una tranquillità uniche nel suo genere. Passerelle che vengono percorse da chi? Da tantissime persone, sia residenti per raggiungere Piazzale Indipendenza, perché queste passerelle attraversano il territorio e dividono Piazza Roma da Piazzale Indipendenza. Qui ci troviamo nella parte sud del fiume, ma alla parte nord abbiamo delle bellezze storiche importanti. Sì, abbiamo due ville veramente importanti e sono Villa Ciardi e Villa Memo Giordani. Allora andiamo subito a visitare una delle due, Villa Ciardi, dove ci attende il professor Manzato. Lungo il corso del Sile troviamo Villa Ciardi, residenza di due importanti pittori. Ne parliamo con il professor Eugenio Manzato. Buongiorno professore. Buongiorno.
Sono Guglielmo e Beppe Ciardi. Guglielmo, il padre, acquista la villa nel 1872 perché era centrale rispetto ai luoghi che egli era solito ritrarre e riprendere, e abbiamo difatti eseguiti nello studio di questa villa numerose vedute di Quinto, del Sile, del territorio, eseguite da Guglielmo Ciardi, che crea, proprio stando in questi luoghi, un nuovo genere che si chiama campagna trevigiana e che resisterà a lungo. Lui muore nel 17 e la villa passa in eredità al figlio Beppe, che qui tiene lo studio fino al 1932, l'anno della sua morte. Ombrello e Cavalletto, compagni inseparabili dal mare al monte della vita artistica di Beppe Ciardi, restano in questo sacrario a testimoniare il suo passaggio. Qui, professore, siamo all'esterno di Villa Ciardi. Sì, Ombrello e Cavalletto. Cavalletto si capisce, un artista, un pittore, no? Mette la tela sul cavalletto, ma l'ombrello a cosa serve? L'ombrello serve a riparare dal sole la tela in modo da non creare ombre. Professore, vogliamo raccontare bene ai nostri telespettatori chi erano Guglielmo e Beppe Ciardi, questi due pittori? Allora, Guglielmo, il padre, il capostipite, è il rinnovatore del paesaggio nel Veneto. È a contatto anche con i macchiaioli, con la scuola di Posillipo, con la scuola romana, e crea dei paesaggi straordinari, tra cui alcuni molto belli dedicati alla campagna trevigiana. Da questo studio Guglielmo Ciardi colse e fissò la visione di Messidoro, un suo dipinto, il più importante. Allora, dice la narrazione che Guglielmo si sveglia una mattina, si affaccia alla finestra dello studio e vede i falciatori, i suoi contadini, che stavano falciando il prato. E sullo sfondo, siamo dopo, verso la fine del mese di giugno, ci sono questi campi uno dietro l'altro di spighe mature, il Messidoro. No. E preso dall'ispirazione non ha la tela e chiede alla moglie: tagliami un lenzuolo che devo immediatamente mettermi a dipingere su questa cosa. Questo dice la leggenda. Ne è nato una grande opera che attualmente si trova alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Quella che adesso è Via Ciardi, la via principale di Quinto di Treviso, una volta era il borgo, perché proprio così si chiamava il centro vicino al fiume Sile, e naturalmente il nostro pittore lo immortala in questa tela bellissima e famosissima, Campagna Trevigiana. Sì, questa si trova a Capisaro e era semplice per lui perché bastava che si affacciasse allo studio verso mezzogiorno e aveva la visione del borgo. Sindaco, che bello passeggiare, qui c'è il sole, è domenica mattina e siamo nel cuore pulsante di Quinto, quello che una volta veniva chiamato il borgo del Sile. Esatto, qui siamo al centro, in Piazza Roma, qui vicino abbiamo anche il nostro borgo, la Via Ciardi, un borgo antico che ospita oggi i mercatini di Natale. Mercatini di Natale che qui a Quinto, come ogni anno, partono in anticipo, da tradizione ogni ultima domenica di novembre. Esatto, Ida, da più di 20 anni ospitiamo i mercatini di Natale proprio l'ultima domenica di novembre, e qui le bancarelle oggi sono coloratissime e piene di squisitezze e prodotti tipici che allietano i turisti e tutti quelli che vogliono passare e trascorrere una domenica con questo meraviglioso sole. E allora, Sindaco, facciamo così, andiamo a fare anche noi una passeggiata in mezzo a tutte queste bancarelle che sono veramente, ma veramente tante, perché si respira la vera atmosfera già del Natale. Andiamo. Andiamo. In perfetto clima natalizio partiamo con i mercatini di Natale già nell'ultima domenica di novembre. Quante bancarelle sono arrivate qui a Quinto? Abbiamo circa 100 bancarelle oggi, con tutti prodotti di alta qualità, e arrivano da tutta Italia, sia per la parte di gastronomia che per la parte di artigianato.
E qui ci troviamo nello stand della Proloco di Quinto di Treviso. E cosa offriamo? Oggi offriamo una pasta e fagioli tipica trevigiana. Guarda che densa, Ida. Vediamo, provo. Mamma mia, che bontà e che profumo. Ma come viene fatta la vera pasta e fagioli? Allora, gli ingredienti principali sono fagioli, carote, sedano, porro praticamente, e poi viene aggiunto del brodo di osso di maiale che viene filtrato e inserito dentro. Signor Danilo, qui stiamo servendo il vin brûlé, che viene fatto come? Col vino bollito e ci si mette dentro delle spezie, ognuno ha le proprie segreti perché venga più buono, e ci mette le mele. Quindi qui oggi noi abbiamo le mele, ma Le è mele vero? bollite. Ma è vero che la mela bollita con il vin brûlé è addirittura curativa? È un toccasana. È un toccasana. E serve bene anche per- contro per i tutti. raffreddori? Sicuramente per i raffreddori, perché dentro ci sono le brocche di garofano, non so se si dice brocche di garofano. Sì, si dice così. Ecco, e altre spezie, un segreto, ogni cuoco ha il suo. E noi abbiamo questo. E noi abbiamo il migliore naturalmente. Sindaco, qui a Quinto di Treviso le feste sono solo all'inizio, perché subito dobbiamo dare un altro appuntamento. Esatto, Ida. Il prossimo appuntamento è per l'8 dicembre con l'accensione dell'albero in piazza. E tanti eventi collaterali, naturalmente. Esattamente, ma non sveliamo ancora. Assolutamente, sarà una sorpresa. Grazie. E grazie anche a voi, gentili telespettatori, di essere sempre così numerosi in nostra compagnia. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici. Vi ricordo, se avete piacere rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.medianordest.it nella sezione Produzioni. Grazie e buona serata naturalmente. Vi aspetto alla prossima puntata.